Il titolo dell'intervento è Uno sguardo al servizio sociale internazionale in chiave narrativa. Giorgio Zoccatelli è un collega ed è docente anche di servizio sociale all'Università di Verona. Buongiorno a tutti, ringrazio intanto per l'invito, anche se onestamente mi sento un po' un imbucato, nel senso che mi sono autoproposto, autocandidato a fare questo intervento, quindi sento ancora un po' di più la responsabilità. Però avevo voglia di fatto di fare questo intervento per una serie di motivi. Intanto perché volevo condividere un'esperienza, anzi delle esperienze, cose che facciamo raramente. Volevo raccontare qualcosa di diverso in una giornata così simbolica anche per noi assistenti sociali. Volevo raccontare quello che ho visto fare come servizio sociale internazionale in alcuni paesi in via di sviluppo. Volevo poi dare anche un po' appunto di internazionalità a una giornata internazionale, anche perché sempre più spesso i nostri utenti sono internazionali. Volevo far vedere anche il punto di vista degli altri, dare voce a chi non ne ha, come dice anche la nostra locandina, provando per una volta a mettermi nei panni degli altri e ad essere io, per una volta tanto, considerato lo straniero. Spero infine di stimolare studenti e non solo a mettere il naso fuori dalla porta e vedere anche altre realtà. Il mio personale interesse in materia è nato a partire da un'esperienza un po' particolare. Nell'aprile del 94 sono arrivati a Verona un gruppo di bambini del Ruanda, un piccolo paese centroafricano, accompagnati dalla missionaria laica che li ospitava nel proprio istituto appunto in Ruanda. Sono arrivati in Italia per sfuggire agli scontri che hanno visto contrapposti gli Hutu e i Tutsi, due etnie, con 1 milione di morti su una popolazione di circa 9 milioni. Questi bambini, 53, sono stati ospitati in un istituto dell'ULSS di Verona. Ho fatto con loro il volontario un anno e poi quando sono tornati a casa a fine del 95 ho avuto il desiderio di partire e di accompagnarli nel loro rientro. Al tempo ero un giovane studente dell'università. Tornato da quell'esperienza, forse per il classico mal d'Africa, in realtà non mi sono più fermato e sono ritornato qualche anno dopo appunto in Ruanda, sono stato in Brasile, in Angola, in Messico e l'estate scorsa in Madagascar. Questo breve intervento sarà allora un fraseggio continuo tra le cose viste e vissute direttamente, tra ciò che ho visto e sentito anche parlando con operatori sociali di quei paesi e un po' anche di letteratura in merito. Forse direte, ma cosa c'entra tutto questo con la promozione della dignità umana? Credo molto e cercherò anche di spiegarlo e di dimostrarlo, perché in realtà povertà, conflitti, mancanza di accessibilità di istruzione, accessibilità all'acqua, accessibilità alle cure sanitarie e quant'altro, tolgono di fatto, secondo me, dignità alla persona. E allora che cosa accade? Che il povero, in un paese povero, resta povero, oppure scappa e sempre di più nei nostri paesi arrivano persone da queste realtà. Faccio un preambolo che è anche un po' un esempio di dove voglio arrivare. Sarà banale, però la prima forma di dignità è il riconoscimento della propria esistenza, della propria identità, ma non è sempre così. Nella Repubblica Democratica del Congo solo il 28% delle nascite è stato registrato, solo il 4% dei bambini tanzaniani è stato registrato alla nascita. La grande maggioranza di questi bambini quindi ufficialmente non esiste e se non esisti non puoi essere riconosciuto e se non essere riconosciuto non hai né diritti né valore. In questa immagine con una giornalista e una funzionaria del comune stavamo facendo delle foto dei bambini per fornire loro un documento di identità, perché nonostante siano bambini grandicelli, ripeto, non hanno nessun documento di identità, per cui per l'Angola questi bambini non esistevano. Il titolo è uno sguardo perché per motivi di tempo ovviamente non è possibile approfondire più di tanto tematiche così complesse e così variegate. La stessa definizione di servizio sociale internazionale è generica perché è sempre alla ricerca dell'equilibrio tra la globalità e le peculiarità locali.
se ci sono piani sociosanitari diversi all'interno della nostra ULSS o anche all'interno della nostra regione Veneto, immaginati a livello internazionale e immaginatevi nei paesi in via di sviluppo. Vediamo allora cosa può fare e cosa ho visto fare in queste realtà. È importante renderci conto che al di là del nostro orticello, cioè comunque bisogna guardare al di là del nostro orticello, perché la storia e l'esperienza ci insegnano che la mancanza di libertà, di democrazia, la povertà minacciano la sicurezza dei popoli fino ad arrivare anche a noi. E allora ad esempio entra in gioco la cooperazione internazionale allo sviluppo, un argomento che deve essere considerato e valorizzato, valutato per una serie di motivi, ma il primo motivo è di carattere umanitario. È davvero insopportabile, a volte anche nelle immagini, ma dal vivo ancora di più, vedere certe scene. L'aiuto allo sviluppo risponde allora in primis ad un dovere morale. Certamente poi ci sono opportunità di sviluppo per i paesi occidentali, c'è la richiesta di un maggiore benessere, ci sono meno pressioni migratorie nei nostri paesi, ma il primo, ripeto, il primo dovere è proprio un dovere dal punto di vista morale. Le attività di servizio sociale internazionale si espansero moltissimo a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale. I social workers oggi lavorano all'interno o collaborano con moltissime organizzazioni internazionali con specifiche competenze. Mi riferisco alla sanità, allo sviluppo economico, allo sviluppo dell'educazione, all'istruzione, all'inclusione sociale. Allora parliamo di UNICEF, parliamo di OMS, parliamo di Alto Commissariato per i Rifugiati, l'UNESCO, l'OIM e una miriade di ONG, moltissime associazioni private, laiche e molte missioni ed enti religiosi. All'interno di queste realtà ci sono molti assistenti sociali o con queste gli assistenti sociali lavorano o collaborano. Scendiamo un po' nel concreto, vediamo prima l'emergenza e poi l'ordinario. Pochi eventi mettono alla prova comunità e singole persone come delle calamità naturali o le guerre e i conflitti. Spesso si tratta di calamità composite, dove per calamità composita intendiamo un evento che provoca un disastro, il quale a sua volta genera un altro tipo di disastro. Ad esempio la siccità o una guerra possono provocare la carestia, la quale a sua volta può portare a conflitti sociali, campi profughi, con a catena problemi di alimentazione, sanitari, in un circolo vizioso quasi infinito. Mi soffermo brevemente sulle guerre perché sono quelle le cui conseguenze ho visto un po' più da vicino in Angola e in Ruanda. Nel 2011 sono state individuate 388 situazioni di conflitto, più o meno note, più o meno importanti. E le eredità di tutto ciò sono che cosa? La fame, le malattie, i traumi psicologici, i bambini soldato, gli stupri, le torture, le risorse usate per scopi militari, quindi sottratte all'assistenza e allo sviluppo, le mine antiuomo. Potremmo chiederci cosa più di questo, cioè stupri, torture, mine antiuomo, bambini soldato, fame e malattie, cosa più di questo toglie dignità alla persona? Faccio un po' fatica ad immaginarlo. E allora, ad esempio, cosa può fare il servizio sociale? Il servizio sociale può occuparsi dei ricongiungimenti familiari e dei bambini non accompagnati. Ad esempio, in seguito alla guerra del Ruanda, migliaia di bambini sono arrivati a Goma, in Congo, e di questi 15.000 hanno ricevuto l'appellativo di bambini non accompagnati. L'intervento a loro favore è stato diviso in due parti. La prima fase, quella dell'emergenza, è stata gestita così. La maggioranza di questi bambini è stata ospitata in strutture. Una parte, 1.500, è stata accolta spontaneamente dalle famiglie locali. Questo grazie anche a molti assistenti sociali delle varie ONG su mandato delle Nazioni Unite. Quindi prima fase, strutture di accoglienza e accoglimenti spontanei. In un secondo momento invece, dopo l'emergenza immediata, è stata avviata una strategia per riunire i bambini alle loro famiglie o alle loro comunità, e questo con due modalità.
sono stati fotografati i bambini più piccoli e le foto sono state fatte circolare nei campi profughi, mentre i bambini più grandi sono stati intervistati alla ricerca di maggiori informazioni possibili. In questo modo molti parenti sono stati rintracciati, con il risultato che a distanza di 6 mesi almeno 6.000 bambini sono ritornati nelle loro famiglie allargate o nelle loro comunità di origine. Le nostre assistenti sociali ruandesi, per via della lingua, andavano villaggio per villaggio in cerca uno per uno dei familiari. Iniziavano a chiedere al sindaco, al parroco, alla gente del mercato del paese. Le operatrici chiedevano di spargere la voce che sarebbero tornate la settimana successiva. All'appuntamento si presentava quasi sempre qualcuno e spesso erano bambini che ormai erano considerati morti. Questo è il racconto di una operatrice del QAM di Padova. Ho assistito personalmente anch'io con degli assistenti sociali dell'OIM, l'organismo internazionale per l'immigrazione, al rientro di alcuni bambini, un'esperienza particolare. Ovviamente purtroppo non c'è il tempo di scendere un po' nei particolari di questo. Un altro contributo che può dare il servizio sociale è relativo all'espressione e alla elaborazione del trauma legato naturalmente alla sofferenza e alle violenze che possono essere subite. Nelle calamità, come ad esempio nei conflitti, adulti e minori hanno bisogno di un intervento che non si limiti alla mera sopravvivenza. Cibo, acqua, medicine, tende non bastano. È stato stimato che a Goma il 10% fra i bambini che sono morti nei primi mesi della guerra sia stato, la morte sia stata causata dalla rinuncia alla sopravvivenza, dalla prostrazione psicologica, nonostante fosse stato garantito il minimo indispensabile materiale per la sopravvivenza. Quindi l'assistente sociale può incoraggiare e stimolare la nascita, come è successo, dei gruppi di mutuo aiuto e formare anche gli operatori del posto alla loro conduzione. Il primo strumento che abbiamo utilizzato è stato il dialogo, spiega Doreen, un'operatrice ruandese. Abbiamo chiesto a tutti i bambini di raccontarci le esperienze vissute. Chiedevamo al bambino come si era sentito in determinate situazioni, chiedevamo di descrivere le immagini che più spesso tornavano alla mente e come si sentivano nel raccontarle. Spesso questi racconti erano accompagnati da un pianto dirotto che testimoniava l'urgenza del bisogno emotivo di liberazione. Quando un bambino piangeva forte, continua Doreen, il cerchio fatto con tutti gli altri 8 o 10 bambini si stringeva attorno al protagonista e lo si abbracciava per fargli capire che tutti eravamo interessati a lui e che volevamo prenderci cura dei suoi cattivi pensieri. Un altro metodo per esprimere i traumi può essere quello della scrittura e del disegno, ma anche la rappresentazione teatrale può essere una buona modalità, sfruttando anche il vantaggio delle culture africane relativo alla capacità di espressione. Strategico comunque è anche formare e preparare il personale locale che può conoscere la cultura del posto ma non avere strategie di aiuto. Accanto all'emergenza c'è poi tutto il capitolo della normale amministrazione e dello sviluppo della comunità. Nel nostro linguaggio, mi perdoni il professor Sguiglia, noi parliamo spesso di aventi diritto, ma a volte bisogna pensare e parlare di avente bisogno, nel senso che ci sono persone che hanno bisogno anche se non ne hanno diritto, perché ufficialmente per quello Stato non esistono. Nei paesi di biosviluppo è difficile parlare di welfare o anche di welfare così come lo intendiamo noi. Si potrebbe anzi dire che c'è da parte dei potenti tutta una serie di interessi a non diffondere cultura, a non diffondere servizi, a non diffondere istruzione, eccetera, perché fa comodo che queste persone restino in qualche modo nell'ignoranza. Esistono gli assistenti sociali anche nei paesi in via di sviluppo, ma c'è, immaginate, una sproporzione immane tra il loro numero e gli aventi bisogno. Ci sono anche tribunali per i minorenni, ma la realtà è molto difficile e in ogni posto dove sono stato ho sentito anche di racconti di corruzione di magistrati purtroppo e anche di funzionari. Difficile parlare ad esempio di servizi di controllo e tutela dei minori se non sanno neanche quanti sono e dove sono. Le associazioni private e gli enti religiosi fanno un gran lavoro attraverso le case famiglia, le strutture di accoglienza, ma c'è poco collegamento con i servizi locali e si assiste spesso a una delega totale.
Può capitare ad esempio che la polizia piuttosto che un privato a qualunque ora del giorno o della notte bussino alla porta e ti diano in mano letteralmente un bambino, come è successo in questo caso, e non si sa nulla di lui, della sua storia, e ti devi arrangiare in tutto e per tutto. Non si sa neanche quanti siano i bambini di strada, davvero senza genitori e senza punti di riferimento. Difficile parlare anche di scuola, perché questa costa e i bambini spesso sono utilizzati, anzi servono, diciamo così, nell'ambito dell'economia familiare. In alcune scuole anche pubbliche ti devi portare la sedia, perché non c'è neanche la sedia. E allora bisogna cambiare marcia. L'esperienza ormai insegna che il welfare basato solo su trasferimenti monetari è destinato al fallimento. Risposte tradizionali basate sostanzialmente sulla carità hanno creato solo altro assistenzialismo, ma il welfare non è fare la carità. E allora ripeto, bisogna fare dell'altro, cambiare prospettiva. Alcuni concetti chiave possono essere questi: responsabilità reciproca del servizio sociale, ma anche delle persone e della comunità, capire che non si aiutano le persone se non coinvolgendo i destinatari dell'intervento, ad esempio con i progetti di microcredito. Questa sciarpa è stata fatta con un progetto di microcredito attraverso il quale, con un piccolo finanziamento, delle persone si sono aperte una sartoria. Rendere un po' come la parabola di talenti di cui si parlava prima, no? Talenti che vanno sviluppati, non sotterrati. Significa imparare a chiedere anche mentre si aiuta, significa considerare che la spesa per un progetto non è un costo ma è un investimento. Rigenerare, dare una luce nuova alle cose, pensare che si possa fare qualcosa in modo diverso, uscire un po' dagli schemi e usare anche la fantasia. E poi il cambio di rotta, passare da una gestione puramente amministrativa, una gestione quasi fine a se stessa, ad una invece più strategica, portare avanti i progetti, insegnare ad essere autonomi, altrimenti un pozzo senza la manutenzione diventa solo un gioco per bambini. Riscoprire la community care, abbiamo il morbus anglicus, per cui se non parliamo un po' in inglese non siamo contenti, ma la community care è la presa in carico della comunità da parte della comunità stessa, certo con aiuti esterni, con finanziamenti, con guide, ma non bypassando i soggetti di oggi o di domani che usufruiranno e che usufruiscono degli aiuti. Mi avvio alle conclusioni. In tutte le funzioni brevemente delineate, l'assistente sociale non è certo l'unica figura di riferimento, soprattutto in un campo come quello della cooperazione internazionale. Fa parte alla fine anche del nostro DNA essere ad un livello intermedio tra quello dei politici, dei funzionari, degli amministratori e coloro che hanno invece delle competenze specifiche, come ad esempio i medici, i psicologi, gli educatori. Il servizio sociale allora deve tornare a dare un contributo sulla stesura dei piani, sui programmi di politica sociale, come si diceva anche questa mattina, no? Mentre oggi siamo praticamente degli esecutori di scelte e di decisioni prese da altri. Strade, scuole, sanità, educazione sono tutti capitoli in cui credo che anche noi assistenti sociali possiamo dire qualcosa. Chiudo davvero dicendo che da piccoli ci hanno insegnato che i bambini nascono sotto i cavoli, poi in qualche modo abbiamo scoperto che i bambini non nascono sotto i cavoli, poi si gira il mondo e si scopre che i bambini possono anche nascere sotto i cavoli. Allora dare dignità alla persona e anche pensare in grande, secondo me, fuori dagli schemi, perché alla fine nessuno può fronteggiare eventi particolarmente cruenti o anche solo pensare di sviluppare la propria persona se non ha la sensazione che la sua sorte e la sua vita stiano a cuore a qualcuno. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al dottor Zoccatelli per il racconto ricco sia di esperienze ma anche di immagini molto suggestive. Ora ci avviamo alla conclusione con le dottoresse Stefania Alessioli e Elena Vignola, che sono due assistenti sociali del Comune di Verona. Il loro intervento
si intitola La relazione di aiuto nel contesto della tutela del minore, sostenerla nella dignità e valore della persona. Ultimo sforzo, cercheremo di essere dai brevi. Allora, il nostro intervento si focalizza sulla relazione di aiuto nel contesto della tutela del minore, sostenerla nel valore di dignità alla persona. Allora, i pensieri innanzitutto che oggi noi vi proponiamo sono proprio frutto di riflessioni professionali che abbiamo condiviso con alcuni colleghi del nostro ente che operano come noi nelle situazioni di tutela del minore e che cogliamo l'occasione di ringraziare. E per chi già non lo conosce, il nostro servizio nell'ambito famiglie con minori da circa 7 anni è organizzato con operatori che, supportati dalla figura dello psicologo, si occupano di interventi di aiuto nel contesto spontaneo e altri operatori che invece si occupano di interventi di aiuto nel contesto coatto. Lavorare nel contesto coatto significa per noi intervenire quando l'autorità giudiziaria minorile o civile, in virtù di un pregiudizio o rischio di pregiudizio rilevato, prescrive l'obbligatorietà della relazione della famiglia con il servizio, quindi rendendola non più basata su un accesso spontaneo, ma coatta. Il cambio di contesto da spontaneo a coatto comporta talvolta una frattura nella relazione tra famiglia e servizi. Per esempio, pensiamo ai casi in cui dobbiamo collocare un minore fuori dalla famiglia e di certo non è una situazione che i genitori approvano. Altre volte invece la relazione d'aiuto necessita di essere ridefinita e riqualificata alla luce della nuova situazione. Nella prassi il passaggio di contesto è un momento molto delicato, dove l'operatore deve ripristinare la relazione di collaborazione e di aiuto con la famiglia, senza negare i propri compiti istituzionali e soprattutto tenendo conto del bisogno di protezione dei minori. È un passaggio che cerchiamo di curare, di valorizzare e soprattutto di non standardizzare, proprio perché permetterà poi di creare la nuova relazione di aiuto. È importante avere presente che non abbiamo di fronte il problema o il provvedimento del giudice da attuare, ma abbiamo una famiglia con delle persone in una situazione di grande difficoltà e di sofferenza. E il più delle volte non consapevoli di ciò e vivono addirittura il nostro intervento paradossalmente come il problema rispetto all'intera situazione. La sfida per noi è quella di instaurare una relazione di aiuto in un contesto imposto con un mandato di controllo, con persone che in quel momento farebbero l'impossibile per non stare in quella situazione. La nostra sfida è anche quella di avviare un percorso di cambiamento, un percorso volto alla presa di coscienza e di consapevolezza delle difficoltà e del problema, per rendere espliciti quei bisogni e più chiari quei bisogni impliciti che non sempre riescono a esprimere. E soprattutto in un clima di collaborazione e fiducia, proprio perché, l'abbiamo detto più volte oggi, se non c'è la fiducia non riusciamo veramente a dare avvio a nessun tipo di processo di aiuto. La nostra relazione di aiuto nell'intervento coatto quindi deve ripristinare un nuovo equilibrio sostenibile per il minore e la sua famiglia, che si trova limitata proprio nell'esercizio della propria responsabilità genitoriale. Noi vediamo diverse situazioni in cui possiamo avere il minore che comunque vive a casa, oppure che viene collocato al di fuori della famiglia con il mantenimento dei rapporti, o addirittura minori che vivono in situazioni fuori dalla famiglia, sine die, con l'interruzione dei rapporti con essa, o addirittura minori in cui devono seguire un percorso adottivo e quindi vi è un taglio definitivo con il proprio contesto d'origine. La relazione di aiuto diventa per noi lo strumento cardine dei nostri interventi. È una relazione complessa e articolata, dove il compito di guida e di controllo compete a noi. È una relazione asimmetrica che va costruita con autenticità, disponibilità all'ascolto e coerenza, nella piena consapevolezza dei propri pregiudizi e del proprio vissuto. Essa oscilla costantemente dalla dimensione dell'aiuto a quella del controllo. Tutti i giorni ci troviamo ad avviare processi di aiuto senza mai perdere di vista il mandato del giudice, che è la cornice dentro la quale pensiamo e progettiamo gli interventi.
Il nostro impegno è quello quindi di riuscire, a seconda delle fasi in cui ci troviamo, a restituire alla famiglia e alle persone il loro valore e significato di quanto accade anche nelle situazioni di prognosi negative, laddove non è più possibile un recupero. Allora, la relazione d'aiuto ci piace immaginarla come un ponte che mette in comunicazione da una parte il servizio e dall'altro la famiglia. Per essere un ponte forte e solido, come il nostro bel ponte pietra, e un ponte percorribile, necessita di solidi pilastri, e abbiamo individuato i principi del servizio sociale, già citati tante volte quest'oggi, quindi il riconoscimento del valore, della dignità, dell'unicità di tutte le persone, il rispetto dei loro diritti, delle loro qualità originarie, la libertà, l'uguaglianza, la socialità, la solidarietà, la partecipazione. La nostra professione al servizio delle persone ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità. L'assistente sociale riconosce la centralità di ogni persona in ogni intervento. Svolge la propria azione senza discriminazione, non esprime giudizi di valore sulle persone. Un altro importante pilastro per il nostro ponte, come vedete, è la dignità, cioè il valore dell'uomo. Noi l'abbiamo inteso come il rispetto che l'uomo deve a se stesso. Il nostro ruolo è quello di affiancarci alle persone, di sostenerle in un percorso volto prima di tutto al rispetto di se stesse, aiutandole a tradurre questi atteggiamenti di rispetto in comportamenti adeguati verso sé e verso gli altri, nel caso dei genitori, quindi i loro figli, prima di tutto. Se i nostri utenti comprendono il proprio valore personale come esseri dotati di limiti ma di risorse, di qualità, di difetti, degni di amare e di essere amati, allora potranno essere adulti più capaci di prendere per mano i loro figli e di accompagnarli nel loro percorso di crescita. La fiducia, altro pilastro fondamentale di questo ponte, permette l'avvio della relazione d'aiuto. È la fiducia che l'utente deve maturare nei confronti del servizio, che va co-costruita al fine di permettere il processo di cambiamento e di crescita. Si crea così uno spazio relazionale dove l'ascolto professionale, la comprensione empatica, l'accoglienza, l'accettazione, il non giudizio, il valorizzare l'altro sono condizioni necessarie per creare questo rapporto di fiducia. Anche la partecipazione della famiglia è un pilastro fondamentale di questo ponte, perché la famiglia la poniamo al centro dei nostri interventi. Il servizio sociale la guida e l'accompagna nel tentativo di costruire insieme un processo di cambiamento dove ogni membro è un soggetto attivo. Quindi il nostro compito lo vediamo orientato ad ascoltare, comprendere, dare valore ad ogni posizione espressa dalle persone, accogliendo i loro vissuti e le loro esperienze, perché se l'operatore è esperto della propria professionalità, le persone, i nostri utenti, sono gli esperti della loro vita, dei loro legami, hanno bisogno di raccontare, di portare il loro punto di vista, le loro emozioni, la rabbia, lo sconforto, anche la delusione, ma attraverso questo reciproco riconoscimento si può promuovere l'inizio del cambiamento. Un ultimo pilastro che abbiamo individuato, molto importante secondo noi, è il tempo, da non sottovalutare mai in una relazione di aiuto, nel senso che il tempo va esplicitato in maniera abbastanza trasparente per quanto possibile, nella consapevolezza che il tempo necessario a noi per promuovere un percorso di cambiamento non sempre corrisponde ai tempi, alle aspettative delle nostre famiglie. Spesso infatti ci chiedono: ma quanto tempo dura questo lavoro? Quando torna a casa mio figlio, se è collocato in un altro ambiente? Oppure avevamo capito che durava pochi mesi, ne sono passati 6 e siamo ancora qua. È difficile prevedere tempi certi, certo che i nostri tempi non sono quelli delle persone con cui ci troviamo a lavorare. Nel considerare il tempo, l'operatore deve anche tener presente un'altra questione importante, che è l'età dei bambini con cui noi lavoriamo e dei tempi di sviluppo. E mi spiego: quando abbiamo a che fare con bambini molto piccoli o neonati, dobbiamo tenere in considerazione che i loro bisogni evolutivi e di attaccamento devono trovare risposte brevi in tempi brevi e che spesso sono diverse dai tempi di recupero degli adulti.
I tempi dei bambini non coincidono con i tempi di cambiamento degli adulti, molto spesso questo no, più un bambino è piccolo infatti più necessita di interventi piuttosto tempestivi. Adesso per concretizzare questo ponte, la relazione d'aiuto così come la intendiamo, vi vogliamo presentare alcune situazioni sulle quali noi stiamo lavorando, abbiamo lavorato, ve le descriviamo per farvi un po' partecipare, rendervi così vivere insieme a noi le relazioni d'aiuto che abbiamo cercato di instaurare. Kevin è un bambino di 9 anni che viene trovato da solo a tarda notte per le vie cittadine e accompagnato d'urgenza dalle forze dell'ordine presso una comunità educativa con provvedimento ai sensi dell'articolo 403 del Codice Civile. La madre, signora Giovanna, viene reperita poco distante, ma in stato di forte alterazione alcolica. Il giudice chiede così al servizio urgenti informazioni e convalida poco dopo il provvedimento di collocamento del minore in comunità senza la madre. L'operatore incontra la signora Giovanna per la definizione del nuovo contesto, che da spontaneo, in quanto la famiglia di Kevin era già conosciuta dal servizio, diviene coatto. A questo punto deve essere ridefinita una nuova relazione d'aiuto, con tutte le caratteristiche della sfida di cui vi abbiamo parlato. Sono serviti alcuni colloqui per superare la diffidenza e la paura di Giovanna, facendola sentire accolta nella sua situazione di sofferenza. L'ascolto empatico, l'accoglienza e l'atteggiamento di non giudizio le hanno sicuramente permesso di fidarsi e di accettare la dimensione del controllo e accogliere l'aiuto che poteva darle questa nuova e diversa relazione con il servizio. In Giovanni inizia così un processo di graduale riconoscimento e presa di coscienza della sua situazione problematica. E riconoscere le sue fragilità, le sue risorse e soprattutto il suo valore personale, coinvolgendole in prima persona in tutte le fasi del percorso, le ha permesso di pensarsi capace di poter cambiare la propria situazione e renderla così migliore, prima di tutto per lei, nonostante manifestasse un vissuto di amarezza, di delusione, di fallimento, come genitore limitato nelle scelte educative verso il figlio. Giovanna è abituata ad arrangiarsi, non chiede niente a nessuno, nemmeno alla sua famiglia. Ma la relazione instaurata le ha ora consentito di avviare dentro di sé un processo riflessivo che le ha permesso di affidarsi agli altri, sia ai servizi che alla sua famiglia, che era all'oscuro delle problematiche e alla quale ha raccontato tutta la sua situazione. L'accompagnarla e sostenerla, mettendosi al suo fianco, hanno favorito l'avvio del processo di consapevolezza delle problematiche e le ha permesso di chiedere aiuto anche ai servizi specialistici e a rilasciare i legami con la sua famiglia che da tempo teneva distante e che da questo momento ha iniziato a rappresentare per lei e per Kevin una risorsa molto importante. Sara e Marco sono due fratelli di 5 e 8 anni collocati presso una comunità educativa in seguito a un provvedimento del Tribunale minorenni che prevedeva l'apertura di un procedimento di adottabilità per gravi trascuratezze, maltrattamenti e pregiudizio dei bambini. Le valutazioni delle capacità genitoriali hanno evidenziato la grave carenza dei genitori anche per le gravi problematiche personali di dipendenza. Nel mantenimento dello stato di protezione dei bambini e nel sostenere con loro una relazione di aiuto, perché la relazione di aiuto si attua anche con i bambini, volta ad aiutarli a riconoscere i problemi dei loro genitori e ad accettare l'idea che nel loro percorso di crescita sarebbero servite figure di riferimento diverse da loro, parallelamente il servizio con i genitori e soprattutto il padre, in questo caso perché la madre aveva attuato via via un abbandono, non presentandosi alle visite, non telefonando ai figli, il servizio ha instaurato una relazione volta al riconoscimento delle sue problematiche per un eventuale superamento. Ciò ha comportato una stretta collaborazione con i servizi specialistici e quindi l'avvio della relazione, l'accoglienza, l'ascolto, l'accettazione, il mantenimento delle relazioni con i figli, la non espressione di giudizio sui suoi comportamenti hanno consentito al signor Ivano di riconoscere l'aiuto pur nella dimensione del controllo. Tutto ciò però non è stato sufficiente per consolidare il processo di cambiamento, in quanto mentre Sara e Marco crescevano in età e statura e con loro aumentavano i bisogni affettivi di avere dei significativi riferimenti per la loro crescita che per quanto idonei non potevano essere rappresentati dal contesto di comunità in cui erano collocati, le problematiche del signor Ivano non si risolvevano, si alternavano in lui momenti di benessere a forti ricadute, con evidenti ripercussioni sui bambini.
Grazie alla relazione instaurata, il signor Ivano però è stato accompagnato a riconoscere ed accettare che il suo percorso di recupero necessitava di tempi lunghi ed energie che non potevano conciliarsi con l'esercizio delle funzioni genitoriali. La relazione instaurata con Sara e Marco ha consentito il loro accompagnamento nel percorso adottivo e la relazione con il signor Ivano a riconoscere che il bene dei suoi figli si traduceva nella pur dolorosa accettazione di un contesto di vita altro, stabile, affettivo, che avrebbe permesso ai suoi bambini di crescere in dignità. Chiara e Luca sono due fratelli di 13 e 15 anni. All'epoca avevano 7 e 9 anni quando sono stati inseriti in una comunità educativa con il consenso dei genitori separati. Il servizio, data la complessità della situazione e comunque la necessità di proteggere i minori, segnala la situazione al Tribunale per i minori, che provvede all'apertura di un procedimento di adottabilità. I genitori, Lucia e Paolo, sono affetti da pesanti problematiche personali, tra cui le dipendenze da sostanze, aggravate da altri problemi sociali e dalle reciproche storie infantili multiproblematiche. Sono seguiti da 2 servizi specialistici con i quali inizia un lavoro di squadra per integrare le diverse competenze e risposte necessarie ai loro problemi. Paolo si trova all'ennesimo percorso riabilitativo in comunità terapeutica, mentre Lucia, senza fissa dimora, è sempre in movimento, accompagnata da persone poco d'aiuto per lei. Si è anche rivolta a un altro servizio specialistico fuori città per eludere così il controllo di chi la seguiva. Il servizio del comune tenta così di costruire una relazione di aiuto, maggiormente connotata dalla componente di controllo più che dalla dimensione dell'aiuto. Il tempo trascorre e Chiara e Luca, che mantengono i rapporti con i loro genitori, chiedono sempre più incessantemente il motivo che osta il loro rientro a casa. Nell'accoglienza dei loro vissuti e dei loro bisogni si crea con loro una relazione di aiuto e di fiducia che li ha accompagnati nella comprensione delle gravi difficoltà dei genitori e della necessità di rimanere collocati in altro luogo diverso dalla loro casa, che nel frattempo non c'era più. L'autenticità, l'accoglienza, l'accettazione, l'ascolto e il riconoscimento della dignità sono elementi della relazione di aiuto che consentono al signor Paolo di desiderare un cambiamento e che lo portano a chiedere aiuto in modo partecipato e significativo. La sua forte motivazione al cambiamento sono i suoi figli, che intanto vengono inseriti in una famiglia affidataria, poiché loro crescono e si modificano anche i loro bisogni. Paolo questa volta si impegna sul serio, sul piano personale e porta a termine in modo positivo il percorso di recupero. Reperisce una casa, un lavoro e una macchina che gli serve per andare a visitare i suoi figli. Lucia invece fatica molto a intraprendere il percorso di cambiamento, poiché non riconosce le proprie difficoltà e non si fida del servizio, che usa in modo strumentale. La relazione professionale, pur ancora in un contesto di controllo, si sposta sulla dimensione dell'aiuto, che sostiene, accompagna, sorregge e talvolta prende proprio in braccio Paolo, che è pronto per intraprendere il percorso di valutazione e recupero delle capacità genitoriali. I bambini vengono ascoltati nei loro bisogni e supportati nel comprendere ciò che si sta modificando nella loro situazione e in quella dei genitori. Il tempo passa e non mancano i momenti di sconforto, di scontro e di incontro, di paura di non farcela, di non sentirsi all'altezza del grande compito che si era prefissato, imparare a fare il genitore. Ma la sua più grande paura era quella di ricadere. Paolo non è solo, il servizio sociale, valorizzandolo e dando il significato alle sue esperienze, alla sua sofferenza, accettandolo in modo incondizionato, ascoltandolo in modo empatico e riflessivo, lo ha accompagnato nel credere in se stesso e pensare che forse per la prima volta nella sua vita stava facendo qualcosa di buono, riuscendo anche a recuperare la sua rete familiare e sociale che da tempo aveva perso. Si fida e accetta l'aiuto. Il tempo passa, Chiara e Luca crescono e sono ormai in prima e in terza media. L'impegno di Paolo nel suo processo di cambiamento dà i suoi frutti ed è così che Chiara e Luca rientrano a vivere presso di lui. Lucia, che nel racconto è scomparsa, anche nella realtà non è riuscita a cogliere seriamente la dimensione dell'aiuto, mantenendo un rapporto strumentale, non chiaro e spesso ambivalente. Ad oggi, ancora in un contesto coatto, la relazione di aiuto costruita è una relazione autentica che rispetta la dignità di ognuno. Chiara e Luca, come Paolo e Lucia, sanno che il ponte creato consentirà ad ognuno di camminare affiancati e sostenuti da un servizio che nel tempo si è preso cura di loro e che continuerà a farlo. L'ultima situazione del nostro piccolo Michael è un bambino che nasce in crisi d'astinenza e per il quale il Tribunale minorenni decreta, a seguito di una segnalazione del reparto ospedaliero, il collocamento in comunità insieme alla mamma, Sabrina, con problemi di tossicodipendenza.
Sabrina non accetta di entrare in comunità per rimanere a fianco del suo compagno Antonio, anche lui con problemi di tossicodipendenza. Pur nella situazione di abbandono del figlio, con Antonio e Sabrina l'assistente sociale tenta di instaurare una relazione di aiuto fatta di ascolto, accettazione, affiancamento, per aiutarli a riconoscere le loro problematiche e sostenerli nell'avvio di un percorso di recupero con il servizio specialistico. I colloqui sono stati a volte molto difficili, con toni emotivi di minaccia e aggressività, proprio perché il non riconoscimento delle problematiche personali portava Antonio e Sabrina a considerare come problema la presenza del servizio nella loro vita. La non collaborazione e il loro permanere in una situazione di dipendenza con effetti inevitabili anche sul piccolo Michael, nelle poche ore che incontrava i genitori spesso piangeva, ad esempio, hanno determinato l'evolversi del percorso adottivo in tempi relativamente brevi, in quanto, proprio per quanto vi abbiamo detto prima sui tempi, era opportuno per il bene del piccolo individuare quanto prima una famiglia che lo potesse accogliere per permettergli di vivere in tempi soddisfacenti le fasi del processo di attaccamento e di sviluppo psicoaffettivo, tanto determinanti nei primi mesi di vita. Guardando a questa situazione sembra che l'assistente sociale, gli altri professionisti che hanno lavorato con lei, gli psicologi del servizio sociale, gli operatori dei servizi specialistici abbiano tentato senza successo di instaurare una relazione di aiuto con Antonio e Sabrina. Ma in realtà ne hanno instaurata un'altra molto importante, seppur priva di parole, con il piccolo Michael, che è tuttora collocato presso una famiglia adottiva che, concluso l'iter giuridico, con buona probabilità rimarrà la sua famiglia definitiva. Ha già compiuto 1 anno, ha una vita regolare, ha iniziato a frequentare un asilo nido, prosegue regolarmente i controlli sanitari, doverosi per lo stato di salute in cui è nato, e tra le sue prime paroline potrà pronunciare mamma e papà, rivolgendosi a chi quotidianamente si prende cura di lui, lo abbraccia, lo addormenta, lo coccola, lo fa divertire. Insomma, una relazione d'aiuto instaurata senza parole, ma saldamente ancorata sui principi del servizio sociale e all'insegna della dignità del piccolo Michael. Ecco, abbiamo scelto di narrarvi queste situazioni perché, pur nei diversi scenari in cui sono evolute, tutte sono rappresentative di relazioni di aiuto, pensate, curate, attuate in base alle caratteristiche e ai bisogni delle persone coinvolte, sempre nel rispetto di quei pilastri che secondo noi sostengono la relazione. Come avete sentito, una relazione di aiuto efficace non dipende soltanto dall'assistente sociale, ma crediamo che alla buona riuscita concorrano anche altre variabili. La sinergia prima di tutto con altre figure professionali e quindi psicologi, educatori territoriali e di comunità, operatori dei servizi specialistici. Il lavoro multidisciplinare consente di considerare diversi punti di vista, per questo ci permette di osservare e comprendere le situazioni in modo globale, completo e unitario, di tutti gli aspetti di vita di una famiglia. Non è sempre facile lavorare insieme, ma nell'ottica di valorizzare al meglio le persone rappresenta una sfida che i servizi devono affrontare magari anche attraverso dei percorsi comuni. Un'altra importante variabile che concorre alla buona riuscita della relazione d'aiuto è la formazione degli operatori, la possibilità di avere momenti di confronto professionale che consentono di consolidare e arricchire e, perché no, di ricaricare anche le abilità professionali. Anche una periodica supervisione sarebbe utile e necessaria, anche se talvolta, insomma, è un po' un bene di lusso averla. Un'altra variabile importante, progetti innovativi che possono promuovere la partecipazione della famiglia, il ruolo attivo nel processo di cambiamento. Alcuni progetti li cito, i più innovativi, progetto Pippi, Famiglia per una famiglia, sono risorse nuove. Ecco, vogliamo concludere credendo che il dovere professionale dell'assistente sociale sia quello di prendersi cura dell'altro, riconoscendogli la propria dignità e valore umano in uno spazio di pensiero, in un tempo opportuno e attraverso modalità personalizzate. Vi salutiamo con questa frase tratta dal Piccolo Principe, che ci sembra sintetizzare in modo poetico un po' i contenuti della nostra professione nell'instaurare relazioni d'aiuto. È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante. Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa. Grazie. Grazie.
Bene, è stata una giornata molto intensa, ricca di contenuti. Ringraziamo tutti voi per la partecipazione e soprattutto un ringraziamento e un applauso a chi era nelle retrovie, ossia Elena, Martina, Francesca Feliziani e Francesca Iacobucci, e ovviamente la segreteria dell'ordine che ha tenuto un po' le fila. Ci manda il saluto Vittorio Zanoni, il presidente. Lui non era con noi oggi in quanto sta partecipando all'evento di Roma. Grazie a tutti e ciao alla giornata mondiale di servizio sociale del 2016. Grazie, ciao.